Veniamo dai dati preoccupanti della caserma Serena di Treviso, abbiamo 131, 134, insomma sui 130 positivi asintomatici su 330, quindi vuol dire che almeno un terzo sono positivi ed è un segnale che non è assolutamente un buon segnale. Il tema dei focolai, diciamo, non autoctoni è un tema ormai reale, il 55% dei focolai in Veneto non sono domestici e dobbiamo fare in modo di non buttare via tutto il lavoro che è stato fatto. Il tema degli immigrati, soprattutto dei nuovi ingressi, è un tema pesante. Nel momento in cui in particolar modo si vede che molti di questi migranti non scappano dalla morte e dalla fame, ma sono magari tunisini che hanno deciso di venire a fare una loro esperienza di vita in Italia. Certo è che tutto non può prescindere dal fatto che noi dobbiamo attivare una macchina di screening pubblico, di sanità pubblica importante, quindi mi fa piacere che ci siano notizie confortanti sul fronte dei test rapidi, perché noi lo screening di massa non riusciamo a farlo con i tamponi, che ne dica chiunque. I tamponi noi ne abbiamo realizzati circa 1.200.000 in questi mesi, saremo pronti per farne molti di più con il nuovo piano di sanità pubblica, però fare screening importanti ci vogliono test rapidi, punto. E oggi però c'è questo nuovo fenomeno dell'asintomatico, il 70% sono asintomatici. Quanto alle misure, io penso che siamo in una fase di limbo, di non emergenza, perché non è una fase emergenziale questa, l'emergenza è un'altra roba, e potrebbe arrivare all'emergenza con una recrudescenza, quindi ci può stare che qualcuno si preoccupi dell'emergenza, però direi anche che i veri poteri vanno dati, o meglio le vere competenze, questo è il termine esatto, debbono essere date alle regioni che hanno dimostrato di essere sul pezzo.